grazie all'opportunità che mi è stata offerta dal sindaco di Siniscola, abbiamo discusso della situazione sanitaria del distretto, abbiamo visto quali sono le priorità più importanti ed è emerso verosimilmente che c'è anche un problema di trasferimento della comunicazione. Forse è naturale in questa fase qui che ci sia ancora dell'incertezza per la nuova azienda il 1° gennaio del 2017 e quindi adesso cerchiamo di migliorare la comunicazione. Nessun depotenziamento, è emersa prima di tutto l'esigenza di un vero psichiatra infantile per i bisogni segnalati dalle comunità, dai dirigenti scolastici, che sembrerebbero bisogni in fase adolescenziale, infantile e adolescenziale, che stanno aumentando. Abbiamo deciso in maniera operativa di organizzare meglio le risorse. Nel caso ci siano carenze di personale che non riescano a dare risposte tempestive rispetto a questi bisogni aumentati, cerchiamo di provvedere. Adesso informerò sia il direttore dell'area sociosanitaria Marras, ma soprattutto il dottor Moirano, per cercare di dare risposte. Quello che emerge è miglior coordinamento, la necessità di coordinarsi, perché ci sono buone professionalità, buoni operatori, si tratta di lavorare assieme. L'RSA è una cosa che noi dobbiamo affrontare, anche lì però abbiamo discusso su un fatto che è demografico molto importante che sta avvenendo in Sardegna. Ormai nel giro di 10 anni avremo il 25% della popolazione oltre 65 anni. Questo significa che la risposta che dobbiamo dare all'invecchiamento prevede 2 azioni principali. Uno, invecchiamento attivo, e abbiamo fatto un ragionamento che cercheremo di implementare nel distretto di Siniscola. 2, cercare di mantenere per quanto possibile queste persone in seguito all'invecchiamento attivo nel proprio ambito territoriale, nella propria abitazione. 3, dare risposte in maniera integrata, quindi non è che ci serva un RSA a Siniscola, una Nuora, Macormai, ma devono stare nell'ottica di una rete di servizi che deve essere appaiata con la rete ospedaliera. Questo significa molto praticamente che purtroppo il modello organizzativo che abbiamo della sanità in Sardegna vede ospedali che ricoverano per casi di bassa media complessità per lungo tempo. Se riusciamo a coordinare, riusciamo a dare un ruolo all'RSA in maniera integrata. Adesso vediamo l'istruttore a che punto è e si cerca di affrontarlo nei tempi più celeri possibili.